Allora, è indagato per eccesso di legittima difesa Graziano Stacchio, questo benzinaio di Ponte di Nanto, intervenuto appunto durante una rapina, siamo in questa cittadina del Basso Vicentino, provoca una ferita sparando all'altezza delle gambe dei rapinatori e uno dei rapinatori appunto muore. Esplode il caso che ha risonanza a livello nazionale e soprattutto esplode la solidarietà con questo benzinaio. Alcuni lo definiscono un eroe, lui dirà, e lo sentiremo dopo in un'intervista che abbiamo realizzato quest'oggi, dice: io non mi sento assolutamente un eroe, anzi una persona particolarmente provata da quanto è avvenuto, però era un po' nell'aria, come dire, questi tantissimi avvenimenti, i furti nelle abitazioni, le rapine che stanno avvenendo e la gente è veramente, le persone sono esasperate e alla fine c'è anche la reazione. Di questo parliamo stasera con gli ospiti che abbiamo in studio, ve li presento subito. Inizio come sempre dalla mia sinistra, abbiamo Gennaro Marotta, consigliere regionale veneto dell'Italia dei Valori. Buonasera a voi. Buonasera Marotta. Al suo fianco abbiamo Fabio Ballestriero, segretario regionale aggiunto del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia. Buonasera. Buonasera a lei. Poi abbiamo Nicola Mazzonetto, direttore di Confservizi Veneto, ma anche vittima in questo caso possiamo dire, della criminalità. Ne parleremo, il suo è un caso che è esploso a novembre, un caso eclatante, un'abitazione occupata e poi appunto questa situazione che è venuta a nudo, alla quale poi appunto, di cui poi parleremo anche con lui. Poi al suo fianco Gianfranco Volpin, segretario regionale del COISP. Buonasera. Anche lei Volpin, anche questo è un sindacato di polizia. Al suo fianco abbiamo Roger De Menec, segretario del Partito Democratico in Veneto. Buonasera De Menec. Al suo fianco abbiamo Mauro Biolcati, imprenditore Apindustria Venezia nel comparto della security. Buonasera anche a lei Biolcati. Siamo in attesa anche dell'arrivo di Roberto Marcato, presidente del Consiglio Comunale di Padova, esponente storico della Lega Nord padovana, dovrebbe arrivare a minuti. Allora iniziamo a parlare, iniziamo a discutere, iniziamo un pochino a cercare di capire se c'è il rischio che le persone inizino a farsi, tra virgolette, a difendersi da sole. Marotta, l'Italia non è l'America. Sì, ma io spero bene che non si arrivi a pensare di potersi fare giustizia da soli. Questo bisogna che lo diciamo, perché sì, è bene dirlo subito, anche bene dirlo subito. Molte persone sono irretite, diciamo pure incazzate, perché effettivamente c'è un senso di insicurezza nel territorio che è notevole, e questo non è certo per colpa delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, ma è purtroppo per la recrudescenza, l'aumento della recrudescenza della criminalità, e che comunque poi si riverbera nel fatto anche che quando vengono presi pene certe non ce ne sono, perché alla fine ci sono molti che vengono anche lasciati di nuovo liberi. Io ho sentito, appunto, lei ha detto questo benzinaio è indagato per eccesso di legittima difesa. Io mi domando, io ho seguito come tutti noi credo la vicenda, ho letto proprio anche l'intervista al benzinaio fatto dal Corriere del Veneto qualche giorno fa, e lui dice, poi dopo non so, ci saranno le indagini, logicamente verificheranno i giudici, che lui prima ha sparato in alto per richiamare l'attenzione, per evitare che questi continuassero a cercare di sfondare la porta dove c'era dentro una persona, una gioielleria, cioè dove c'era dentro una ragazza, una trentenne che era lì, poveretta, immagino la paura. Ma questi qua si sono rivolti verso di lui e la persona che è stata uccisa, pace all'anima sua, però comunque è andato anche insomma incontro lui alla morte, perché da quello che dice il benzinaio, questo gli ha sparato contro, non è che lo ha guardato e gli ha detto cosa fai, cosa vuoi, non erano armati, gli ha sparato. Poi il benzinaio ha sparato di rimando, lo ha preso sulle gambe,
purtroppo ha reciso l'arteria femorale, almeno così sembra. Il bandito, da quello che si legge, poi per carità bisogna verificare anche così, però è risalito in macchina e se n'è andato, e se ne sono andati sparando. Allora io dico, non è certo il caso di aizzare i nostri concittadini, però non mi sembra un comportamento, quello del benzinaio, da eccesso di legittima difesa. Poi dopo lo stabiliranno i giudici, per carità di Dio. Io più che un eroe però lo vedo una persona comunque dotata di un senso civico, perché sì, ha sparato, però l'idea era quella di proteggere una concittadina da persone che comunque agivano in maniera assolutamente fuori da ogni grazia di Dio. Certo, ecco, comunque c'è da dire appunto che il procuratore capo di Vicenza, Antonino Cappelleri, ha detto appunto praticamente è un atto indispensabile, sì, ha spiegato appunto logico, perché dall'esigenza di garantire la partecipazione e l'interlocuzione dei difensori dell'uomo agli accertamenti tecnici. Fabio Ballestriero, sindacato autonomo di polizia, da tempo denunciate la grave situazione che state vivendo per i tagli, ovviamente, non solo perché mancano i soldi per le divise o la benzina per le auto, ma insomma voi da tempo avete alzato la voce. Beh sì, proprio da tempo, cioè da anni, noi denunciamo un continuo depauperamento delle risorse dedicate alla sicurezza. Ma mi pare che il fatto che è accaduto qui poco distante da noi, ma è l'ultimo di una lunga lista purtroppo di fenomeni molto analoghi, non sia altro che, come dire, il sintomo di una situazione che evidentemente deve essere monitorata in modo diverso e deve trovare soluzioni diverse. E allora a me viene da pensare che in ormai più di 20 anni di sindacato ho visto molte ricette essere proposte per risolvere situazioni di questo tipo, che peraltro vedono proposte di tutti i tipi, a cominciare dalle ronde piuttosto che alla giustizia fai da te o altro, con soluzioni che di volta in volta poi dopo però non hanno effettivamente risposto adeguatamente alle esigenze. Penso per esempio a proposte che anni fa erano molto in voga, no? La famosa polizia di prossimità, di cui abbiamo sentito parlare, credo, o della quale molti si sono riempiti la bocca. Una polizia di prossimità fatta però comunque concretamente di uomini e mezzi, poliziotto di quartiere, eccetera, eccetera. Oggi, a fronte di quelle idee e di quelle proposte, abbiamo un 2014 passato all'insegna della chiusura di oltre 250 presidi di polizia. Mi domando da cittadino, prima ancora che da poliziotto, che da oltre 30 anni fa questo mestiere, qual è la coerenza di questo progetto? Qual è il progetto? Cioè, credo che un patrimonio così importante come la sicurezza, che non solo attiene agli aspetti emotivi del cittadino, di ognuno di noi, ma anche per esempio penso alla economia. Il mio pensiero va non solo al protagonista di questa faccenda, di questa vicenda, nel senso della persona che ha sparato, ma va anche per esempio all'imprenditore, al gioielliere, che mi pare di aver compreso che intende chiudere l'attività. Ed è un segnale anche questo, oltre al sintomo di cui stavamo parlando prima, e cioè della necessità, dell'urgenza che la gente sente di volersi far giustizia da sé, del fatto che evidentemente la sicurezza è un patrimonio importantissimo. E allora mi domando se è veramente un patrimonio importantissimo proprio perché è un valore aggiunto che diamo alla nostra economia, oltre che alla sicurezza dei cittadini stessi. Beh, io credo che le politiche che si sono susseguite negli ultimi 20 anni siano assolutamente incoerenti. Oggi noi stiamo discutendo, ripeto, della chiusura di presidi di 70 sezioni di polizia postale in tutta Italia. Credo che qualcuno si debba domandare se la prossimità oggi non sia coniugabile anche, per esempio, appunto sul web, che è ormai una piazza, un'agorà virtuale sulla quale moltissimi dei reati vengono consumati. Allora,
Se questa è la nostra situazione e se però di fronte a queste spinte, diciamo così, che portano a far tagli lineari senza considerare che invece probabilmente altre sono le ricette, e noi per esempio le abbiamo proposto di ragionare sulla unificazione delle forze di polizia, il che non significa fare un'unica forza di polizia, significa razionalizzarla, fare centri unici di spesa, ragionare sulla logistica. Non si vede perché in una città come Padova piuttosto che in una città come Milano debbano insistere numerose sale operative in capo ad ogni forza di polizia. Su questo bisogna che lavoriamo per dare effettivamente risposte concrete ai cittadini e per fare sì che non avvenga e non ci sia effettivamente il sentimento negativo di doversi fare giustizia da solo. Un'ultima cosa per dire tutta la mia solidarietà al cittadino che ha mostrato, con questo gesto sono d'accordo con Marotta, ha mostrato il vero sentimento che deve contraddistinguere ognuno di noi nel consorzio umano, quello di essere solidari gli uni agli altri. Certo. Nicola Mazzonetto, lei come... lei tra l'altro, ecco, come si è sentito lei nel suo caso specifico e poi come legge quanto è avvenuto a Ponte di Nanto? Sì, ho letto questa vicenda veramente ancora di più amareggiato di una situazione più complessa, nel senso che abbiamo da una parte dei cittadini che sono sempre più indifesi, dall'altra chi ha la forza viene comunque, bene o male, trova una situazione di, non dico di protezione, ma comunque quasi di salvaguardia. Nel senso che se fosse vero quello che si è sentito dire oggi, che la famiglia del quel disgraziato, pace all'anima sua, ma disgraziato che ha fatto la rapina e che è morto, che se è vero che la famiglia ha chiesto o chiederà i danni, beh, veramente siamo al paradosso. Assurdo. E la stessa situazione quando ho sentito questa cosa e quando mi è accaduto che dopo aver avuto la casa occupata, dopo aver preso i 4 che erano entrati nell'abitazione in flagranza di reato, che sono stati rilasciati dopo 2 ore, dopo che erano stati interrogati in caserma dai carabinieri, il magistrato li rilascia per il loro, adducendo anche un disagio sociale loro, ovviamente non di chi subisce il reato. Bene, poi io ho dovuto raccogliere le loro cose che avevano lasciato all'interno della casa, raccogliere, non buttarle via, perché loro entro le 24 ore potevano chiedere la restituzione delle loro cose, perché altrimenti mi mettevo nella parte opposta di aver commesso un reato nei confronti di chi aveva commesso un reato contro di me. Ma siamo veramente all'assurdo, cioè c'è qualcosa che non va. Ora io non me la prendo neanche con i magistrati, cioè io me la prendo comunque con una normativa nazionale che veramente è assurda. Prima del fatto che è accaduto personale, il reato della violazione di domicilio esisteva, poi qui sappiamo che cosa è successo, c'è una depenalizzazione di determinati reati, quindi della serie. Adesso, passatemi così, non dico che c'è un'istigazione a andate, fate, perché commettete i reati che tanto comunque nessuno vi fa nulla, ma è anche vero che comunque prima nessuno faceva nulla, no? Perché altrimenti non staremo qua a discutere anche del fatto che questo cittadino che ha cercato di difendere qualche altro si trova nei guai a doversi difendere, oltre al fatto della sposizione sua personale, che probabilmente avrà bisogno di essere coperto questa persona, no? Quindi credo che tema nella sua vita, ma mi auguro che poi non ci sia anche un magistrato che accolga la richiesta di danni per avere casualmente, accidentalmente ammazzato la persona, perché poi aver colpito alle gambe vuol dire che non ha sparato ad altezza d'uomo, quindi non c'era neanche la volontà, quindi c'era quella di far paura. Sentiamo la voce di Graziano Stacchi. Oggi il collega Emiliano Schincaglia è andato a Ponte di Nanto, lo ha incontrato, così sentiamo le sue parole e anche ricostruisce quanto è avvenuto. Eccolo qua alle mie spalle, ascoltiamolo. Graziano, come ha trovato la forza di reagire? Qual è il suo stato d'animo? Attualmente stanco e provato,
e moralmente distrutto, questo senza dubbio. La forza di reagire come effettivamente la posso descrivere è stata una reazione di disperazione. La ragazza che era lì, io la conoscevo bene, la Jenny, ne è venuta fuori con le ossa rotte 2 anni fa un'azione così. Erano in 2, una di queste si è licenziata. Purtroppo la vita deve continuare, questa si è praticamente messa ancora a disposizione e questa volta io sapevo come poteva trovarsi in quella situazione lì. Non potevo non fare qualcosa, i minuti passavano, la gente telefonava alle forze dell'ordine, nessuno arrivava. Questi baldanzosi facevano questa azione e mi è scaturito praticamente nell'impeto, mi è scaturita la volontà di fare qualcosa. Perché cosa volete? Io ho 65 anni, a 16 anni avevo il porto d'armi, ma io un'arma contro una persona non l'avevo mai usata. E ho reagito ai fini di praticamente di mettere in sicurezza le persone che c'erano anche qua sull'impianto, ho fatto scappare tutti. Questo baldanzoso spara e praticamente ammazza qualcuno. Ho sparato per che vadano via, solo per farli fuggire. Ciò nonostante non hanno recepito il mio praticamente intento. Senta, Graziano, lei oggi è venuto a lavorare come tutti i giorni e ci sono i carabinieri che la stanno scortando. Lei teme ha paura di ritorsioni, di qualche azione vendicativa? Relativamente, perché io non ho agito per ammazzare, non mi sento la coscienza a posto. Spero solo che loro capiscano che io non l'ho fatto per ammazzare. Mi dispiace profondamente per la famiglia, perché ho sentito che era sposato e per la moglie che forse poverina non sapeva neanche cosa facesse suo marito e i figli sono poveri innocenti. Questo mi addolora, questo mi rattrista forte, non ho parole per questo. Lei è stato definito un eroe? Non stiamo neanche a pensare queste cose, io non mi ritengo né un eroe né un giustiziere, ma neanche il vendicatore, per carità. Io sì, in passato ho subito delle aggressioni perché sono stato colpito da una macchina di un cliente che un ladro me la stava rubando, mi sono messo davanti, mi ha mandato all'ospedale con le ginocchia rotte. Poi sono stato implicato anche in una rapina io e mio fratello, che sono venuti armati. Nell'intento i carabinieri di Barbarano hanno voluto che mi prenda un maresciallo, poverino, un amico che è una buona persona, mi ha convinto addirittura di prendermi una pistola, che poi me ne sono liberato, per carità, perché è una cosa molto pericolosa. L'ho data via subito dopo un po' di tempo. Io non sono un violento, tutt'altro, io sono all'opposto, chi mi conosce lo sa. Non avrei, guarda, io in coscienza sono a posto, perché se lui dopo essere stato colpito rimaneva lì non c'era problemi, si salvava la vita benissimo, perché bastava aver messo un laccio e una struttura dalle forze diciamo dal 118 si chiamava autoambulanza, non succedeva niente. Anche lui imprudente, perché si è messo alla guida della macchina, ma pensiamo che se non hai rispetto per la vita degli altri almeno abbia rispetto per la tua. Mi dispiace profondamente, perché non pensavo mai di trovarmi coinvolto in una situazione così. Ha fiducia nel corso della giustizia? Sì, certamente, non hai problemi per quello, l'ho sempre avuta, io sono sempre a loro disposizione, per carità, perché so che cosa ho fatto, e so che in coscienza cosa sono, per carità, non è neanche il caso di parlare di queste cose. Ecco, questa è la voce dunque di Graziano Stacchio. Allora, intanto salutiamo Roberto Marcato, Presidente del Consiglio Comunale di Padova, esponente della Lega Nord. Buonasera, grazie di essere arrivato. Allora, Volpin, ha sentito Stacchio, piena fiducia nella giustizia, però ha detto sono provato, e c'ha la tutela dei carabinieri che sono fissi con una macchina lì Sì, io penso che bisognerebbe fare un passo indietro, perché qua che bisogna adesso
scortare addirittura questo signore che ha fatto veramente un senso civico, come diceva poc'anzi il collega nostro, e che deve avere paura lui. Io mi chiedo, scusa, ma questo che va a fare sta cosa non si rende conto che può incorrere in questi rischi? Allora io penso che bisognerebbe veramente fare un passo indietro, come dicevo prima. Ci dobbiamo rendere conto che questo signore qui ha fatto qualcosa che dovrebbe fare chiunque, secondo il mio punto di vista. E io non voglio parlare di eroi o quant'altro perché non è nemmeno giusto. Però una cosa è certa, la sicurezza è una cosa seria. Non può essere paragonata a fare una propaganda elettorale o qualsiasi altra cosa, perché qui ormai parlare di sicurezza siamo tutti bravi, poi bisognerebbe vedere di che cosa stiamo parlando, perché bisognerebbe anche sentire questo di cosa stiamo parlando. E secondo me io ho la sensazione che non tutti sanno parlare di sicurezza. Abbiamo un'idea di quello che avviene. Io penso che situazioni di questo tipo sono veramente difficili e sono convinto anche che nessuno ci si vorrebbe trovare. Io sono convinto che questo signore gli dispiace veramente, perché sotto l'aspetto morale sicuramente è provato, perché ammazzare una persona è sempre, cioè andiamo a togliere una vita umana. Su questo punto sono d'accordo, però dico, scusatemi signori, non è che sia andato a comprare un chilo di pane o abbia fatto qualcosa, è andato a fare una rapina, teniamoci conto questo. Io non voglio dire che è giusto o sbagliato, io dico semplicemente che queste cose non si devono fare, punto, chiuso. Se io vado a fare una rapina, io so quali sono i rischi che vado incontro. Questo signore non ha voluto ammazzare questa persona, per questo non deve avere paura. E la solidarietà è unica e bisogna essere lì presente per dargliela, perché lui lo ha detto chiaramente e lo si evince anche perché lui ha sparato alle gambe, pertanto questa è una cosa certa. Non deve aver paura, non ha sbagliato lui. È questo che ci dobbiamo rendere conto, non ha sbagliato lui. La sicurezza, quando si parla di sicurezza, bisognerebbe anche vederla anche sotto altri aspetti, cioè come la stiamo vivendo in questo momento. L'ha detto prima anche il collega, in effetti, con dei tagli paurosi. Io sono convinto che siamo in una emergenza della sicurezza, perché qui veramente siamo in emergenza, perché si sta tagliando presidi di polizia, si sta tagliando soldi, non ci sono divise, non sappiamo come uscire. Allora di che cosa vogliamo parlare? Cioè, allora anche davanti ai tagli lineari, come giustamente parlava prima, bisogna fare dell'altro, bisogna vedere dove si deve tagliare. Io sono convinto che c'è molto da fare anche in questo comparto di sicurezza, sicuramente, perché bisogna trovare le modalità per che quelle risorse siano spese meglio e siano più efficaci. Certo. Ma sicuramente non è questo il modo in cui da poter andare avanti. E ripeto anche un'altra cosa, quando sicuramente volevo dire questo, anche quando tutte le forze di polizia che sono in prima linea in merito a questi eventi, cioè come il crimine, cioè le rapine o quant'altro, anche se le rapine non pensiamo che siano diminuite queste rapine, cioè i dati che abbiamo non sono quelli di dire ma sono diminuite, no, sono aumentate anche queste, dopo perché vediamo, anche il fatto sociale che oggi abbiamo ci porta a questo. Certo, certo. Roger Domenech. Allora, ieri tra l'altro proprio la vostra candidata alle regionali, Alessandra Moretti, era a Ponte di Nanto e anche lei ha ribadito la necessità di fondi e uomini. Beh, credo che su questo tema insomma siamo sufficientemente maturi per dire che innanzitutto io volevo fare i complimenti poi al benzinaio, perché i modi con cui sta affrontando questa questione, che comunque è drammatica per un uomo, credo, la pacatezza, il senso di responsabilità, io lo definirei buon padre di famiglia, no? Ha fatto quello che doveva fare in un momento di incredibile difficoltà e adesso usa dei toni talmente corretti che mi viene da dire che la politica dovrebbe imparare molto dalle parole di questo signore, no? Perché in questi momenti tendiamo tutti a rendere tutto un grande spettacolo, un grande circo, invece dovremmo guardare al problema vero che è la sicurezza dei cittadini e creare un sistema integrato, perché quando si parla di sicurezza è corretto, è giusto mettere al centro gli uomini delle forze dell'ordine, no? Che sono straordinari in Italia e in tutti i nostri territori, però dobbiamo capire che tutta la filiera deve funzionare, perché non è possibile che poi ci siano comuni che fanno grandi sforzi rispetto all'impiantistica e poi non abbiamo gli uomini che possono guardarle quelle immagini dell'impianto di videosorveglianza, e poi se alla fine lo guardiamo quelle immagini
succede che se disgraziatamente riusciamo anche a prevenire un furto, a prendere un malvivente, magari il sistema della giustizia o è troppo lento o è troppo inefficiente per garantire una giusta pena equilibrata e un processo di riordino e di reintroduzione in società di quell'elemento che aveva commesso un crimine. Ricordiamo che la vittima era già stata arrestata altre volte. Lo dico perché o iniziamo ad affrontare il tema della sicurezza a tutto tondo, dal comune fino al governo, dalla polizia fino alla magistratura, e quindi con, io credo, delle riforme anche radicali necessarie, quindi risorse da una parte ma anche cambiare i modelli organizzativi, no? E quindi qui dentro ci sta la riforma del sistema della sicurezza e la riforma della giustizia, dico due cose eclatanti. O però iniziamo ad affrontarlo a tutto tondo, o altrimenti credo che se lo prendiamo un pezzettino al colpo non risolviamo il problema. Come dicevo, ho fatto alcuni esempi molto pratici anche rispetto alla mia esperienza di sindaco degli anni passati. Allora su questo tema credo che si debba fare anche uno sforzo di onestà intellettuale rispetto all'individuare, no, il problema rispetto all'allarme sociale che sta crescendo in questo momento, soprattutto in Nord Italia e ovviamente in Veneto, visto che siamo in Veneto, perché avevamo una percezione che era molto più della percezione, ma anche una sostanziale tranquillità delle nostre comunità che oggi è messa a rischio. E questo è un grosso rischio, perché poi da questo possono scaturire anche comportamenti scorretti. Questa è la verità da parte di tutti. Allora, secondo me noi dobbiamo fare questo sforzo e credo che per fare questo sforzo tutti i vari comparti del sistema della sicurezza devono fare una sorta di outing, cioè di revisione rispetto alle modalità con cui operiamo, e dall'altra parte questo dovrebbe provocare anche una concentrazione e un aumento delle risorse a disposizione. Perché è chiaro che noi siamo nei confronti in un momento del paese in cui dobbiamo mettere insieme la razionalizzazione della spesa pubblica, che ci serve a spendere meglio i soldi pubblici e a concentrarli dove serve. Sul sistema della sicurezza è la stessa cosa, dobbiamo farlo in tutti i settori della gestione pubblica. Qui oggi stiamo parlando della sicurezza e credo che su questo si debba assolutamente lavorare, partendo da un presupposto che dobbiamo anche inculcare, e questo episodio ce lo insegna, questo senso civico, perché la sicurezza non è mai scollegata con la qualità del vivere insieme dei cittadini, degli uomini e delle donne che vivono in una comunità. Dobbiamo sempre considerarlo. E noi qui abbiamo una fortuna, perché in questa parte del paese, per fortuna, il senso civico, il senso di appartenenza, la comunità esiste. E noi dobbiamo fare in modo che questo senso di comunità non vada a scemare rispetto alle difficoltà anche nel campo della sicurezza. Quindi dobbiamo da una parte rafforzare le nostre comunità e dall'altra intervenire. Proposte rispetto alle varie riforme ce ne sono, insomma lo sanno gli operatori del settore, e credo che questa volta si debba avere, poi chiudo, un po' di coraggio, perché è troppi anni che parliamo di riforme in questi campi, nella giustizia, e non le facciamo. Prima o poi dovremmo iniziare a prenderle per mano, altrimenti corriamo il rischio di fare bellissimi commenti, grandi chiacchierate, e alla fine io credo che si debba passare ai fatti anche velocemente. Certo. Facendo anche uno scalino un pochino più basso, Biolcati, lei si occupa di security, molto spesso ormai è il territorio che diventa difficile da vivere, anche le operazioni più banali nel corso della giornata ti possono esporre alla microcriminalità, piuttosto pensiamo alla zona della stazione di Padova, che per tanti anni è stata teatro di microcriminalità, di spaccio e quant'altro. Ancora adesso? Ancora adesso, certo. Tante belle parole. Vero? Esatto. Tante belle parole. Vede, il pesce puzza dalla testa, non dalla coda. A me dispiace dirlo, perché ho 54 anni e tanti anni che sono in mezzo alla strada. Non sono seduto in ufficio. Io in macchina faccio tanti chilometri. A volte loro lo sanno meglio di me, oppure lo sappiamo insieme che sono operatori del comparto. Sa quante volte facciamo una strada per tanti anni per andare a lavorare, non ci fermiamo mai, e se ci fermiamo mezz'ora vediamo quello che in 20 anni non abbiamo visto, e quella strada l'abbiamo percorsa per 20 anni. Vede, il problema è questo: se tagliamo a monte i fondi che devono avere queste persone, che devono tutelare la sicurezza. Io ho una società che fa security, 30 uomini, nessuno è armato. Non voglio che abbiano armi,
perché di armi ce ne sono già anche troppe in giro. C'è la polizia, i carabinieri e la finanza, i vigili urbani che devono essere addestrati, non fatto un concorso, messo una divisa, una pistola e via. Non serve a niente. Cioè, la gente ecco, ma dove lei fornisce il servizio, diciamo, la situazione qual è? No, i miei uomini devono guardare, allora, uno per fare una rapina, loro sanno meglio di me, uno fa il sopralluogo, va una volta, va due. Se io prendo una targa, segnalo agli organi di polizia che sono preposti sul territorio, i miei uomini fanno questo, mi chiamano, guarda che c'è una macchina che è passata 3 volte, col mio lavoro ho dei rapporti con gli organi di polizia, carabinieri, polizia o finanza, dipende da dove sono, segnalo la targa, segnalo che questa è passata 3-4 volte, può darsi che niente, può darsi che tutto, ma loro sanno fare il suo lavoro, fanno gli accertamenti dovuti, può darsi che chi è su quella macchina viene fermato, ha dei precedenti per rapina, per furti o per ricettazione e magari era lì per fare dei sopralluoghi. Ora anche il cittadino, cioè vede, noi nella scuola abbiamo levato l'educazione civica. Cioè l'educazione civica serve anche a questo, cioè, serve anche a far sì che se uno passa vicino a casa mia 2 o 3 volte, vedo una macchina, prendo la targa, chiamo la stazione dei carabinieri e gliela do. Questo è passato 3-4 volte, è senso civico. La stazione dei carabinieri dove abito sa che c'è quella macchina che sta girando, può darsi che sta facendo le case. Però vorrei fare un passo indietro. Forse qua noi ci siamo dimenticati, a Scaltenigo di Milano, un tempo siamo nel veneziano. Fu ucciso un macellaio perché durante una rapina sparò, e poi c'è Battista, la storia di Battista, sparò, quel macellaio fu lasciato solo, questi entrarono dentro, spacciandosi per gente della ASL che dovevano fare un servizio, e gli hanno sparato in fronte, l'hanno seccato. E questi casi ne sono successi altri in giro. Cioè delle persone che hanno fatto i testimoni di giustizia contro la mafia, hanno paura, hanno dovuto qua, ci hanno cambiato e poi magari non vengono neanche tutelati dallo Stato. Cioè lo Stato chiede di essere cittadino. Io ai miei uomini, sapete, cioè, alle persone che lavorano con me, ai miei ragazzi, gli dico non fate gli eroi, non fate gli eroi. Voi dovete solo allungare la vista, capire e vedere. Perché vede, quel signore lì, che purtroppo con un colpo che non era un colpo per offendere, era un colpo per difendersi, perché ha sparato basso, ha sparato alle gambe. Quell'uomo non dorme neanche la notte per il senso di rimorso che ha. Cioè noi dobbiamo metterci nelle spalle di quell'uomo. Però devo dire anche un'altra cosa. Quante volte un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, durante qualche rapina, spara di fronte a un malvivente con un Kalashnikov in mano e il poliziotto, il carabiniere o il finanziere viene indagato perché è un atto dovuto. Vedi, in America c'è un fatto. Lei cammina su una strada, trova un marciapiede, trova un prato, non c'è recinzione, però c'è un fatto nella Costituzione, che la proprietà privata e la persona sono messe a tutela per Costituzione. Allora, il problema non è il magistrato, perché io credo, cioè lavoro con la magistratura, credo nella magistratura, credo nelle forze dell'ordine, ma questi signori qua delle forze dell'ordine, perché li andiamo a levare via quello che i soldi che servono per addestrarli, per formazione? Perché la criminalità è cambiata. Non c'è più la Riviera del Brenta che a un certo punto faceva anche da spartiacque su certe questioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Io li ho vissuti quegli anni. Quegli anni quando c'era Maniero, che se c'era qualcuno che andava in giro, io non voglio, per l'amore del cielo, Maniero sta bene in galera e sta bene dov'è, che deve stare. Però cosa succedeva? A volte erano loro che informavano la polizia che c'erano delle batterie che non dovevano esserci. Cioè mi ha capito cosa le voglio dire? Certo. E voglio concludere, c'è una situazione che chi sta a Roma non sa cosa succede nelle periferie. E poi mancano le menti storiche. Manca il poliziotto che gira con la macchina, manca colui che fa intelligence, manca colui che viaggia per le strade per capire chi abita in quel quartiere, chi abita in quel paese, chi abita in quel settore. Maggior presidio del territorio, il controllo del territorio. Questo, signori, però bisogna istruire le persone per fare questo. Non si può pensare di inventarsi della sicurezza, perché la sicurezza, attenzione, si gioca con la pelle degli altri. Attenzione. Certo. Allora, Roberto Marcato, il presidente Zaia ha detto all'esercito, ha richiesto nuovamente, l'aveva fatto ancora tempo fa, l'operazione Strade Sicure è stata sospesa, diciamo così, le pattuglie miste sono state tolte dalle strade. Lei cosa dice? Ci vuole l'esercito? Allora, intanto mi faccio dire, visto prima qualcuno ha fatto un accenno
alla stazione di Padova, ieri sera 2 carabinieri sono stati accoltellati da uno spacciatore tunisino, e io da rappresentante di istituzioni mi sento in dovere di dare tutta la vicinanza e la gratitudine per il lavoro straordinario che fanno i carabinieri, ma le forze dell'ordine in generale, che fanno in silenzio fuori dal circo mediatico, senza particolari gratificazioni, tanto meno economiche, perché lavorano davvero con degli stipendi che rispetto a quello che fanno sono ridicoli, e lo fanno con un senso dello Stato, un senso di servizio, insomma loro mettono a repentaglio la loro vita per salvaguardare la nostra, e quindi mi sembra il minimo quello di dare tutta la solidarietà con l'augurio di una prontissima guarigione a questi 2 servitori dello Stato. Detto questo, io sono assolutamente d'accordo con il governatore Luca Zaia, perché stiamo vivendo una situazione emergenziale e l'intervento dell'esercito deve essere considerato come un'attività emergenziale. Quello che mi lascia davvero perplesso e che mi ha fatto male per molti anni è che io, anche da vicepresidente della provincia, ho partecipato a molti tavoli sulla sicurezza, dove c'erano i vertici dei vari organi di polizia, c'erano il prefetto, i questori, i vicequestori, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma per molti anni hanno cercato di convincerci, noi veneti, che in realtà c'era una percezione di insicurezza maggiore rispetto al tasso di insicurezza reale. Perché anche là a spiegarci che in realtà molti reati erano in drastica diminuzione. Finalmente 2 settimane fa, all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. Presidente, la ferma, guarda, abbiamo anche le slide, così le possiamo vedere e le commentiamo assieme. Su quello appunto finalmente sono usciti i dati. No, certamente, eccolo qua. Non so se lo può vedere anche nel monitor che ha davanti. Allora, i furti in abitazione, qui sono i dati 2013 sul 2014, sono cresciuti del 92%, cioè è un dato, sono praticamente raddoppiato, questo a carico di ignoti. Quelli che invece hanno visto individuati i responsabili da 673 a 1444, anche qui abbiamo un più 70%. Su un canale nazionale questi dati erano inversi, era in diminuzione. Allora, o si mettono d'accordo, questi qui sono stati o l'informazione si mette, come diceva il Presidente o l'informazione si mette d'accordo e diamo i dati giusti. Ma non è tanto l'informazione, quello che è più preoccupante è che erano i rappresentanti delle istituzioni che continuavano a dire ai veneti che in realtà erano dei paurosi perché era la percezione, eccetera. Questo non più tardi che a dicembre. A me dava un fastidio sta cosa, perché a parte il fatto che secondo me se uno si sente insicuro comunque la politica deve dare una risposta. Perché ammettiamo pure che i dati dicessero che i reati erano in calo, cosa che adesso è dimostrata non era così, e c'è una grave responsabilità in chi diceva fino a qualche mese fa che i dati erano diversi. 1. 2. Dobbiamo tener conto che c'è un dato oggettivo, che rispetto a 20 anni fa la violenza con cui si fanno questi reati ha fatto un salto di qualità enorme. Noi eravamo abituati fino agli anni 70-80 ai nostri ladri di polli che venivano a rubare in casa quando tu uscivi di casa o eri in vacanza. No, aspettavano che la casa fosse vuota, entravano, scassinavano, rubavano quello che dovevano rubare e andavano via. Oggi che tu sia in casa o meno non importa, entrano. Se va bene rubano, se va male ti ammazzano di botte, se va malissimo peggio ancora. Per cui senza scomodare Gorgo al Monticano, ma è chiaro che se in un quartiere avviene un furto in casa e l'anziano viene legato, picchiato a sangue, tutti quelli che vivono là hanno una percezione di insicurezza maggiore, perché è cambiata la qualità della rapina o del furto che si fa in casa. E perché questo? E qua mi assumo la responsabilità di quello che dico, non ho nessun problema. Perché c'è anche un fattore culturale, cioè se è vero, come è vero, che oltre il 70% dei carcerati, penso per esempio al carcere di Padova, non è italiano, evidentemente c'è un fattore culturale anche di considerazione della vita. E non è un caso che i più crudeli nel fare questo tipo di efferatezze, nella maggior parte dei casi non siano italiani. Allora dobbiamo porci anche qualche domanda sulla gestione dell'immigrazione cosiddetta clandestina, visto che poi i profughi sono solo il 10%, dati del Viminale e non del Presidente del Consiglio di Padova. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso? Sì. Allora,
le politiche, come diceva De Mene, che io sono d'accordo, vanno fatte le politiche di riforma, perfetto, ma nell'immediato, cioè alla signora che a quest'ora è già chiusa in casa, barricata, prigioniera nella casa che lei si è pagata con le proprie tasse. A quella signora che cosa diciamo? Io sono dell'avviso che serva una riedizione, come l'ha detto anche Luca Zaia, dei Vespe siciliani. Serve un presidio, ma puntuale, non 4-5 camionette. Qui serve l'esercito di giorno e di notte che faccia una bonifica delle nostre strade, delle nostre città. Dopodiché, nel frattempo faremo tutte le riforme del mondo, però serve una risposta immediata, perché la gente ci chiede risposte immediate perché ha paura, e vivere nella paura è vivere in schiavitù. Certo. Volpin, brevemente che dobbiamo dare in pubblicità. Mi viene in mente, Presidente, quell'articolo sul giornale, sul Gazzettino o sul Mattino, di quei due signori albanesi che in quelle intercettazioni telefoniche dicevano andiamo pure in Italia a delinquere perché intanto non succede nulla. Questo è il problema della mancanza delle pene certe. È qui che noi dobbiamo partire, perché quando chi è che fa la legge? Ma al di là adesso però il problema è anche questo, cioè chi è che fa la legge? Ho capito perfettamente, ma perché il magistrato e lei applica la legge, ma chi è che quello fa la che legge? diceva prima De Mene, cioè che bisogna passare alle riforme, quelle vere, senza parlarne sempre. No, è un dato che devono sapere i telespettatori, è che in Tunisia con un grammo di hashish fai 7 anni di galera e buttano via la chiave. In Italia, ma che carceri hanno? Che carceri hanno? Fai 7 giorni. 7 giorni e il giro di affari è di 4-5 mila euro al giorno per un singolo spacciatore. Questi qua mettono già in conto e dicono mi lavoro insomma tra virgolette 1-2 anni, mi metto via e quando torno in Tunisia sono miliardario rispetto ai locali. Certo. Fatti in Italia, 7 giorni di galera, chi se ne frega. Fatti in Italia però, fatti in Italia, Presidente, è chiaro, per questo bisogna chiarire. Andiamo un attimo in pubblicità, ma rientriamo subito. TV7 Match, tra poco.